Eccoci con mister Vecchiato, Mauro. 3 partite col Portogruaro, 3 vittorie, 6 gol fatti, 0 presi. Ce l'ha su col Portogruaro? No, ci mancherebbe. Oggi è capitato Portogruaro, fatalità, sì, i numeri dicono questo, su 3 partite sportivamente dico che tutte e 3 si sono messi in canale giusto, nel senso che di fronte avevamo sempre avuto un avversario tosto, un avversario qualitativamente importante, con dei valori, e siamo stati più bravi nei 3 scontri, più fortunati e più bravi. Oggi penso sia stata, non dico la partita perfetta, però per l'interpretazione e per il momento in cui stavamo attraversando io penso che la Robignani sia stata molto brava nel suo collettivo, perché siamo arrivati in fondo con l'aiuto di tutti, e oggi è stata l'ennesima dimostrazione appunto che ruotando una serie di giocatori siamo arrivati alla fine con l'aiuto di tutti. Questo quindi grande merito a tutta la rosa, allo staff, alla società, perché se si arriva per 2 anni di fila a giocarsi e entrare nei playoff su 2 gironi diversi, costruendo 2 squadre diverse e l'unica squadra di promozione, qualcosa vuol dire che di buono si è fatto. Quindi sì, voi siamo contenti. Avete punito il Portogruaro su una punizione, il Portogruaro ha sbagliato 2 o 3 occasioni per andare in vantaggio, però si aveva l'impressione, al di là della giornata che era molto calda, la prima giornata calda, che fisicamente c'eravate più voi, insomma. Sì, bisogna sempre capire dove finisce la fisicità e entra la parte psicologica, e su questo, ripeto, noi siamo stati forse più bravi, perché anche a me ha dato questa impressione che Robignanese a tutti i 6 colpi e con grande coraggio andasse per far male, per far gol, e così siamo riusciti a fare, ripeto, con i tempi giusti nella gara. Sì, io al suo collega ho detto che per il Portogruaro è meglio più ricordare il secondo posto che non questa sconfitta, che una partita secca ci sta. Lasciando e archiviando questa partita, adesso voi avete lo Spinea, perché mi sembra che abbia vinto, come la vede? Lo Spinea è una di quelle squadre attrezzate che è venuta fuori nel finale, doveva sicuramente fare qualcosa in più, ma troverà una Robignanese, mi auguro, come oggi, pronta a questa partita, e ripeto, comunque finisca, i miei elogi saranno infiniti per questo biennio, ecco, per questi risultati ottenuti da... Possiamo dire che, essendo la seconda volta che ci provate, sarebbe anche giusto che fosse quella buona? Mi piacerebbe tanto risponderle sì, però siamo realisti, sappiamo che i posti sono forse meno, anzi sono sicuramente meno dell'anno scorso. L'anno scorso io dico sempre che noi l'eccellenza l'abbiamo guadagnata, perché dopo 37 anni non succedeva che la finalista non andasse su. Purtroppo è successo quel che è successo, ha cambiato il regolamento di quest'anno in funzione di quello che era successo, e questo ci ha penalizzato involontariamente, nel senso che ci troviamo in una posizione di graduatoria di classifica senza uno scontro diretto sul campo con avversari di altri gironi magari diversi. Tutto bene, grazie mister, e auguri per la prossima. Grazie a voi, arrivederci.